Non si è mai voluto smantellare le aree verdi regionali, sono parole dell'assessore competente per il Veneto Cristiano Corazzari alla luce delle proteste degli ambientalisti a Venezia. Un emendamento ritenuto dannoso in particolare nei confronti del Parco dei Colli Euganei a proposito della grave problematica dei cinghiali è stato sostituito da analogo provvedimento a firma dei capigruppo della maggioranza al Consiglio regionale del Veneto. Premettiamo che era stato depositato un emendamento collegato alla legge di stabilità che prevedeva una rizonizzazione del parco dei Colli Euganei. È chiaro che questa è un'esigenza che nasceva in particolar modo per contrastare il fenomeno dei cinghiali, di questo sovranumero di sovrappopolazione di cinghiali, e si vedeva questa come una delle soluzioni che poteva andare incontro a questa esigenza molto sentita al territorio. Naturalmente ci siamo confrontati con i sindaci del territorio, dai quali è emersa una forte volontà di partecipare a questo processo, per arrivare ad una nuova zonizzazione, e quindi i capigruppo di maggioranza hanno recepito questa istanza e hanno modificato questo emendamento, dando mandato alla Giunta di avviare un percorso condiviso sul territorio con i sindaci e con i rappresentanti del territorio, così come previsto dalla norma, per arrivare ad una revisione della zonizzazione del parco e quindi combattere più efficacemente questa problematica dei cinghiali. Forse c'è stato un po' di fraintendimento su questa tematica. Non c'è nessuna volontà di smantellare il parco o di arrivare a decisioni che non siano pienamente condivise col territorio. Vogliamo semplicemente dare gli strumenti migliori per poter affrontare quelle che sono le emergenze che esistono e rispetto alle quali dobbiamo lavorare tutti insieme per arrivare a risolverle.